Grazie, appunto. Come dicevo prima, dopo che Mario Draghi ha presentato l'analisi alla Commissione europea sul futuro della competitività, del benessere e delle libertà dell'Unione europea, non ci sono molte alternative. Stiamo vivendo, anzi stiamo proprio subendo, dal mio punto di vista, una svolta epocale che non ha precedenti nella storia ed ora dobbiamo già colmare un ritardo impressionante rispetto ai nostri competitor, Stati Uniti e Cina. Le regioni nell'applicazione concreta della sussidiarietà devono farsi carico di questa sfida. I soggetti istituzionali assieme a tutti gli attori socio-politico-economici e anche culturali della società europea sono tutti chiamati a sostenere uno sforzo inedito. L'opinione pubblica non ha ancora ben compreso il livello e la pericolosità della sfida che abbiamo dinanzi. Il ritardo che abbiamo già accumulato può essere esiziale per la nostra società. L'alternativa è il declino e la perdita della nostra libertà. Ad oggi l'Unione Europea, anche per scelte che si possono definire suicide della precedente Commissione Europea, dipende da paesi stranieri per più degli 80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture e anche della proprietà intellettuale. Le lacune europee in termini di cloud computing sono estremamente pesanti e i ritardi sull'intelligenza artificiale sono davvero pesantissimi. Quest'ultima, va evidenziato, cambierà profondamente il nostro modo di vivere e lavorare. Sarà uno strumento prezioso se guidata dalla fantasia, dalla creatività dell'essere umano. Essa è destinata ad abbattere in maniera significativa l'occupazione nel settore pubblico, quindi anche nelle regioni, soprattutto nei settori a bassa qualifica professionale, altamente ripetitivi e non più conciliabili con le nuove tecnologie. Dovremo invece assumere nuovo personale adeguatamente formato in termini professionali, culturali e mentali. Bisogna acquisire le nuove professionalità che caratterizzano le società avanzate. Come ho detto, i tempi sono strettissimi, non possiamo muoverci con passo lento della burocrazia del passato e dobbiamo agire subito. Le regioni, soggetti pubblici più dinamici rispetto agli Stati e quindi anche più elastiche e capaci di adeguarsi ai mutamenti, devono svolgere un ruolo trainante, devono essere in questa fase veramente precursori di nuove iniziative e nuove possibilità. Possiamo dire che le regioni hanno il dovere di mettersi alla guida della rivoluzione digitale e appunto, ripeto che e temo che l'opinione pubblica non abbia ben compreso la portata epocale e inarrestabile del mutamento e di cosa può accadere se non colmeremo il divario che abbiamo soprattutto rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Dobbiamo mobilitarci di più con la nostra intelligenza ma anche con la tempestività. Oggi e non domani è il momento di agire.